Una consulta per l'autonomia per confrontarsi con tutti gli stakeholder interessati al contratto che il Veneto proporrà allo Stato nella trattativa per l'affidamento delle 23 competenze previste dal titolo V della Costituzione e 9 decimi delle tasse, ma anche di più. Nella giunta straordinaria, indetta poche ore dopo il risultato del referendum consultivo, è stato deliberato anche un disegno di legge regionale in cui si chiede a Roma che il Veneto sia riconosciuto regione a statuto speciale. Ma per questo serve una riforma della Costituzione, una richiesta che pare un azzardo o una sfida. Non lasciare inesplorata nessuna possibilità, approviamo anche questo disegno di legge di iniziativa statale. Il nocciolo del referendum ovviamente riguarda l'applicazione degli articoli della Costituzione e quindi la possibilità di avere le 23 competenze e ovviamente il federalismo fiscale conseguente. Il cambio della Costituzione, ma fra l'altro non è la prima volta che il Veneto reitera anche questa proposta, per cui per non lasciare inesplorata nessuna possibilità approviamo anche questo. Ma la consulta sentirà tutti gli interlocutori del territorio, gli stakeholders, e ci permetterà di avere informazioni, di avere suggerimenti e pareri rispetto a quello che è il nostro disegno di legge, un disegno di legge che applica gli articoli della Costituzione dai 116 ai successivi. L'Italia federalista è un bel sogno, può essere realtà? Ma è realtà, se leggessimo bene la Costituzione è realtà, ma lo è dal 1948. La deviazione e l'aspetto non positivo è sicuramente che turba tutti noi è la gestione centralista di questo Paese. Noi non cerchiamo la rissa, cerchiamo la collaborazione, cerchiamo l'applicazione dei dettami dei padri costituenti e non solo a livello di regione e quindi di avere competenze. Ma il Parlamento potrebbe votare Veneto a statuto speciale, potrebbe essere l'apertura che tutte le regioni chiedano uno statuto speciale. Sì, ma questo rischia di essere un dibattito surreale. Se non avessimo gli sprechi e se tutti avessero la loro autonomia, come diceva Einaudi, avremmo più responsabilità in ogni comunità. Chi ci viene a dire che questo è egoismo vuol dire che dà come presupposto che qualcun altro deve continuare a sprecare. Una trattativa che sarà avviata con un esecutivo in scadenza. Andrò io personalmente tra 15 giorni quando avrò pronta la proposta dal Premier Paolo Gentiloni, assicura Zaia. Guardi, noi siamo davanti a un governo assolutamente in carica, ha i pieni poteri per approvare una trattativa, per firmare un'intesa con la Regione del Veneto e la Regione Lombardia. È un governo che è in grado di inviare alle Camere l'intesa e anche di chiederne l'approvazione. Dopodiché, se questo ci farà scavallare da una legislatura all'altra, ne prendiamo atto, però dire che questo governo non ha gli strumenti vorrebbe già avere un alibi per non trattare. Un risultato che proietta il governatore del Veneto in un ruolo politico di papabile candidato forte del centrodestra, con l'avvallo dello stesso Berlusconi, ma lui per l'ennesima volta respinge la manfrina. Io resto in Veneto, un mandato che non è solo quello dei miei elettori, ma ora anche della maggioranza dei residenti in questa regione.